Le imprese in difficoltà chiedono abbattimento dei tassi di interesse, interventi del Fondo di Garanzia Centrale e tutto quanto le Camere di Commercio possano mediare con il Governo. Ma intervenendo in una videoconferenza sui dati di Unioncamere sul grave momento che stiamo vivendo, l'assessore veneto alle attività produttive Roberto Marcato ha condiviso uno dei rischi più palpabili che l'economia locale possa affrontare. In situazioni come queste, dove la crisi permea tutti i settori produttivi, il rischio di infiltrazioni mafiose e di organizzazioni criminali che anche loro possono acquistare o infiltrarsi è una ipotesi molto molto vicina. Anche su questo va fatto un ragionamento regione, Stato, Camere, associazioni di categoria, prefetture, forze dell'ordine. Noi dobbiamo fare attorno alle nostre imprese, mettere una griglia ferma, ferrea che non consenta la penetrazione di criminalità organizzata, perché una volta che abbiamo svenduto le nostre aziende e una volta che è entrata la criminalità organizzata non se ne vanno più. In questo scenario confuso le Camere di Commercio venete hanno previsto importanti stanziamenti, rimodulando i fondi per 5 ambiti di progetti: internazionalizzazione, turismo, digitalizzazione, alternanza scuola-lavoro e criticità dell'impresa. Possiamo adesso mettere in campo 6 milioni di euro per tutto il 2020. Le nostre Camere di Commercio erano state obbligate a limitare la loro attività nelle attività promozionali, e questo ovviamente gravava per 6 milioni. L'altro decreto che aspettavamo da molto tempo è stato pubblicato proprio ieri, è quello che riguarda i progetti speciali del 20% che sono stati pubblicati e che adesso questi progetti, su nostra richiesta, avranno una loro elasticità. Questa elasticità di spesa potremmo mettere in campo una volta concordato con la Regione Veneto, quindi con l'assessore Marcato, su quali iniziative si possono ovviamente spendere questi voucher, che sono il 50% di una cifra che per quest'anno è di 7 milioni e mezzo di euro per le Camere venete, e fino al 2020 nel totale fino al 2022 nel totale sono 22 milioni e mezzo.